Buon dai, è un po' il susseguirsi alle stagioni, inverno, estate, mi ha rovinato la giornata quelli della Vodafone, no, del video precedente, però subito dopo ho chiamato quelli della ditta dove dovrei andare a fare il secondo colloquio, fissato per domani mattina, quindi insomma dai, sembra che il primo è andato bene, speriamo dai, quindi io dormo da quelle parti lì, io comunque volevo dormire fuori stanotte, dormo a quelle parti lì, adesso carico il video precedente, quello della Vodafone e parto già, insomma. Vabbè. Quindi, là sono tutti col barbone, però per sicurezza mi sono sotto carica il sbarbatore, così stasera o domani mattina faccio, insomma. Buono dai, allora io che fo? Primo, pericoloso dietro che dorme, vado a dormire lì in zona, così domani mattina mi alzo tranquillo e vado a fare il colloquio. Speriamo bene dai, perché sono proprio 26 km, a me è comodo. La disoccupazione è arrivata oggi, non mi ricordo se te l'ho detto. Ho la guancia gonfia, la caramella, ho preso le memelle alla menta. E bene, così subito mi prendo il computer, cioè risparmio, vita al massimo risparmio per 2 mesi, così insomma due stipendi me lo prendo tranquillamente. Oggi ho pagato l'ennesima bolletta della luce, vedi, a me dà fastidio, perché nonostante io viva in camper, non consumi niente, ho sempre la spia del contatore accesa, che significa non stai consumando niente, zero consumi, no? La spia fissa. E 115 euro di bolletta, dopo vai a vedere su tutte tasse di qua, tasse di là, il canone che non gliel'ho pagato neanche stavolta, questo perché avevo telefonato, no? E il mio telefono ha il registratore delle chiamate, ottima cosa, veramente ottima cosa, ce l'ha proprio di fabbrica, non gliel'ho messo io. E ho chiamato e il tipo lì dell'Enel mi fa: beh, se lei non ha apparecchi telefonici basta che non paghi l'importo del canone, ossia se è 100 euro la bolletta, 20 euro il canone, lei paga 80 euro e va bene così. Io così ho sempre fatto, se un giorno rompono le scatole ho la registrazione della telefonata, gliela mando per email, insomma, perché ragazzi io la trula detesto, oltre a non avercela, quindi pagare il canone per me è in un occhio, ragazzi. Allora, ho risparmiato una vita, nonostante tutti quegli anni impiegati a giocare a Carmageddon. E così voglio veramente liberarmi da tutte queste cose, queste bollette insulse, porca miseria. Se io qua vivo col mio fotovoltaico e basta, me ne metto altri 2, però vabbè, quella è per fissa mia. Io ho visto, sperimentando un attimo, andando a dormire fuori, cioè io faccio già tutto col fotovoltaico che ho e una sola batteria sfigatissima da 75, figuriamoci con 3 pannelli e 2 batterie da 110 a scarica lenta. Quella è proprio una fissa mia. Cioè, ti verrà il dubbio e dice no, ma il computer come fai? No, il computer è un notebook alla fine, per quanto sia potente tutto quello che vuoi, ma la sua batteria dura 9 ore, quindi a me basta solo caricarlo, dopo non credo di stare 9 ore di fila davanti al computer. No, non mi preoccupa per nulla la parte elettrica, veramente la vivo molto serenamente, anzi voglio strafare appunto come ho detto, ma la vivo molto serenamente. Comunque siamo qua, beh adesso è scuretto, guarda, Shell, siamo qua in zona Summaga di Portogruaro, perché domani è il secondo colloquio, io mi metto qua perché qua, beh, ci avevo fatto anche le puntine io dell'abbazia di Summaga, che è molto bella, una vecchia abbazia del 1400 con un mini cimitero dell'epoca sulla destra, quindi è un bel parco dove ci sono le giostrine, no? Del video precedente, quello è il parco sempre sulla destra della chiesa, quindi è un buon posto. L'unica cosa, casomai dopo che vado a fumare vedo se trovo una fontanella in giro, perché mi pare strano, cioè tutta sta roba, il parco, la chiesa, hai capito? Per carità può essere, però
parco e chiesa, a me viene da pensare deve esserci una fontanella, quindi boh, andiamo a vedere. Non mi manca l'acqua, è solo per curiosità, per farmi un po' la mano. Oh, io il freschetto, tiriamo giù qua, aspetta, whoop, 1 e whoop, 2. Sono orrende ste tende, però devo, beh, adesso che è arrivata anche la disoccupazione potrei quasi quasi prendere le tende, è che non è un'emergenza, hai capito? E io direi che adesso mi faccio pappe, quindi discorso di prima, accendo il gas dei fornelli, ti parcheggio qua, e per accendere i fornelli si fa che se giri la manopola non succede niente, devi girarla e tenerla premuta. Sì, magari nel gas giusto, ho preso la manopola sbagliata. E via, tieni premuto per un po' e molli. Questa è un po' che da gas, perché ho fatto andare quello prima. Questa è un po' una novità per me, perché io avevo il gas vecchio modello, no? Quello da talebani nella cucina che avevo. Vedi, è qui l'eterno dubbio. Cioè, mi faccio 2 porzioni di pasta e quindi la seconda me la mangio domani riscaldandola, o ne faccio una e domani un'altra, perché comunque anche se la riscaldi risporchi la pentola, però risparmi il tempo di cottura dell'acqua e risparmi acqua, questo è vero. Ok, vabbè, faccio 2. Allora, anche se facciamo pasta, io per motivi prettamente estetici mi uso i miei piattini preferiti, meno di 2 euro dai cinesi, il solito discorso di melanina, là cos'era, dai, che ogni volta melamina, no, la melanina è un'altra roba, vedi, funge anche da ottimo coperchio. Comunque un'altra cosa che mi piace particolarmente sto posto, farmi a mangiare e dormire qua, perché quando passa la gente, ma neanche tanto, sai, le signore anziane, o le signore normali di mezza età, no? Ti guardano dentro, come se le novantenni che guardano dalle finestre, che controllano, no? E vabbè, ci sta. Però insistono, continuano a guardare, e allora tu ti accorgi, le guardi, e loro non è che sai, un po' di imbarazzo, si girano dall'altra parte, no, continuano a guardare, cazzo, cioè, loro che gli offro il caffè, le faccio venire dentro. Ma non ci sono neanche i wifi, no, c'è questo Vodafone qua, sarà quello del prete protetto. Ma i preti non erano quelli di quel che è mio è tuo, donate agli altri, donate qua, donate là, e donatemi l'internet, mettete la password, dai, su. Allora, nota camperistica, io credo che nel periodo estivo fare risotti e pasta asciutte sia una cosa proibitiva, a meno che non si mangia fuori, cioè tutto spalancato, arriva uno dentro, cucina un attimo e però dopo si mangia fuori, allora in quel caso sì. Perché cioè adesso abbasso la stufa al minimo perché la pentola con l'acqua calda mi ha veramente scaldato tutto, e giustamente se l'ambiente è piccolo, bene o male, comunque anche se il camper è un vecchio scarozzo, ma comunque insomma è un signor camperino, dai, il poreto dopo si offende, Poi guarda, sì, so che magari dovrei farti sulla playlist il mio camper, vedere sto discorso, comunque ste forchette, e lo farò che passano anche i cassetti, sto forchette sono tutte in plastica, vedi, sembrano vere, in realtà no, c'è anche quella vera e propria in mezzo, che non si sa mai, insomma, devi mangiare qualcosa di duro, con quelle in plastica magari le rompi, però guarda che carine, no? Io cercavo, vedi, tutto in legno, in bambù così, cercavo anche le forchette ma non le ho mai trovate, quando le troverò le troverò. Un'altra cosa veloce, vedi, io avrei, vedi qua sotto, vedi che c'è quella ventolina, no, non vedi perché sei in controluce, comunque c'è una ventolina, che qua c'è il pulsante, tac, che è la cappa di aspirazione, però io non la uso perché c'è gente che paga per andare nelle saune e io qua ho la sauna grande, ho i vapori e il caldo che viene su, non vedo perché. Scusa se dico le parolacce, mi impegno a non dir più le parolacce, oppure una cosa migliore per la par condicio, vedo di scaricarmi il beep della censura, hai capito? Così quando faccio l'editing senti quasi tutti bi. Dai, fatta, aggiudicata, facciamo così. E vabbè, abbondanti anche stavolta. Dai, certo che... Beh, adesso forse è il caso di iniziare a accendere il frigo. Da quant'è che non bevevo Coca-Cola? Mamma mia, proprio effetto droga, è una roba incredibile. Anche quella senza caffeina, ma è lo zucchero proprio che
Che botta! Ai 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 ai. Beh, ho mangiato come un siluro. Adesso c'è il solito problema che quando finisci di mangiare, non voglio passare per cialtrone, ma cioè, ti sparisce la voglia di lavare i piatti. Come fai a lavare i piatti dopo un piatto di pasta così? Come fai? Cioè, è contro natura, non puoi. Fortuna che ho portato altri libri perché io e Pirandello non andiamo tanto d'accordo. Perché tu sai che avrai capito che ho una memoria un po' strana, no? Nel senso che posso ricordarmi perfettamente certe cose, magari anche molto complesse o a distanza anche di molti anni, però altre proprio me ne dimentico completamente, anche cose lette o sentite 2 minuti prima. E cosa succede? Il Pirandello, cioè, ogni 2 pagine ti butta dentro 2 personaggi e cioè, ma dici, cioè, parla più della vita di uno, cioè mischiati più negli affari suoi, devi, no, proprio la comare del paese. Io adesso so tutto di metà Sicilia, capisci, dell'epoca. Sì, però non so chi sono, perché è il prete, è il gendarme, è il re, il principe, il nobile, e sta signora che non si sa chi che è. Una che non mi ricordo mai, se non capisco se è la sorella o è la moglie, e tutti sti casini qua, e quindi io vago in questa confusione a leggere quel libro. L'avevo quasi finito, però vabbè, salto, no? Non vale neanche la pena, insomma, dai. Da bravo italiano facciamo anche il caffè, cioè giusto per allungare un po' i tempi che mi avvicinano sempre più a lavare la pentola, il piatto e il bicchiere. Vabbè, dai, insomma, sono solo 2 robe. È che no, vedi, è che è abbastanza complesso lavare la roba nel mio lavandino, perché occhio. Vedi, hai già notato che io non manca il rubinetto, quindi vabbè, lasciamo perdere il discorso del miscelatore, ma oltre a quello io non ho rubinetto, quindi lava te con sto tubicino qua che butta lì, cioè è un'impresa, no? Allora io ogni volta prendo il bicchiere, lo riempio un po' e sciacquo così, però insomma ci impieghi più tempo e più fatica. Io spero il rubinetto che uno di voi mi aveva consigliato, che gliel'ho già menzionato lì al concessionario di camper, mi hanno detto sì che me lo prendono, e non mi ricordo se è anche estensibile, sarebbe il massimo se è estensibile. Ho dubbi che quelli della cucina siano estendibili. Estendibile vuol dire che tu lo tiri, tipo quelli della doccia, hai presente, viene fuori il tubo e lo puoi allungare. Così sarebbe veramente una roba assurda, cioè tanta roba. Ecco cosa succede, non ho neanche la Scottish tazza per domani perché sono andato a pranzo a mia nonna, no? Giustamente ti invitano a pranzo, cosa dici? No, dai. E niente, ho detto approfittiamo, cioè, per il discorso che sai qua che col lavandino che ho adesso, ho detto mi porto la tazza che era da lavare, la lavo nel lavandino da lei che sto un secondo e dopo l'ho lasciata là. Mi farò il caffè, sì, no, beh, ho anche le tazzine, però la mattina devo pucciarci i biscotti, quindi proviamo i bicchieri, quelli di melamina, ho imparato la parola. Devo mangiare un po' meglio, un'alimentazione un po' piena di porcherie, di potacci, cioè tipo adesso dopo sta mangiata con la pasta, con la salsa ai funghi, pasta anche abbondante, non ho voglia di prendere e farmi una passeggiata per il parco. Me ne sto qua nel divano, in salotto, che presso è ancora cucina perché ci sono i piatti sopra, dopo diventa salotto, e sì, casomai dopo vediamo, boh. Però no, mi appesantisce. Quando mangi le porcherie, le patatine, i cioccolatini, dopo ti senti che ti manca quello sprint per partire, per fare, sei più atterrato, no? Io con sta pasta mi ha abbiocco, la parola giusta, abbioccato. Boh, mi è rimasta l'ultima scusa per non lavare i piatti, che è la sigaretta dopo il caffè. E dopo ho finito le scuse e mi tocca lavare i piatti. Che miseria. Mia ombra, ciao! Sti fari, vedi le nostre ombre ovunque, sembra sempre che arrivi qualcuno, vero Amy? L'Amy è sempre in punta, invece siamo noi. Va, che bel camperino, ho messo la luce soft
perché vai madame, se che nella oblè, nella che bel calduccio, chiudi, nella plafoniera c'ho 2 lampadine, 1 e 2. Buondì, faccia il sonno 1, faccia il sonno 2, andiamo bionda, andiamo, dai. Se l'uomo fosse stato fatto per svegliarsi con la sveglia, no, non si sveglierebbe rintronito. Buongiorno Italia, buongiorno Maria. Pronti per il colloquio? No! Ho sonno, sotto letto presto anche, ma ho sonno. Ma stavolta me ne ricordo, Allora, spegni pompa dell'acqua. Poi, sempre secondo una mia convinzione, prima il gas, poi magari sbaglio, e poi il boiler dell'acqua calda. Chiudi qua i picci e via. Dove mi giro qua, facciamo la girata arrogante. Perché di prima mattina, l'ultima volta che ho girato un furgone di prima mattina, ho lasciato metà furgone nel cancello di casa. Capiamoci cosa significa di prima mattina fare sta roba qua. Quindi io vado di qua piano, perché ho ancora il motore un po' freddo, però inspiegabilmente sono già le 8:25. Fortuna che ho fatto la solita furbata di mettermi a dormire, diciamo, vicino al lavoro, quindi aspetti quei 5 minuti, si scalda il motore e sono vicino là, no? Passiamo all'inversione 1, navigatore. Buongiorno Italia! Scusa camperino se ti faccio fare la salita di prima mattina, ma sei anche in prima. Senti, alle 8:29 dice che sono là, sulle 8:25, sì, sono tutto attaccato, per carità. Andiamo anche con calma. Che devasto, ma perché? Devo aver sognato di far qualcosa, di lavorare, di far qualcosa, perché non può essere sotto a dormire presto. Mi sono addormentato con un libro di poesie, quindi nulla di particolarmente impegnativo, e basta. Ho cenato. Sì, ho cenato. È stato anche bravo il Fuffi pericoloso, perché povero è sceso, ha fatto i bisognini subito, dai, è bravo, vero cane? Sto parlando bene di te. Sì, sono già slavazzato, pettinato, sì, quei pochi sciati che ho, sciati in dialetto nostro significa capelli, beh, neanche capelli, significa più una cosa che ha dello spiumato, ma una cosa bella, cioè scenografica, che a me piace tanto. Vedi che arrivano tutti con la macchinetta pulita, parcheggiata bene, arriva il zingano qua col camper, parcheggiamolo anche storto, tutto sporco, mazzuccato, col cane pericoloso dentro e via. Non è che io non sia, sotto specie di condizionale, una persona mattiniera, è che sarei, sempre condizionale, uno che non ha sveglie, cioè credo che l'uomo debba svegliarsi quando il corpo glielo richiede, credo, dopo non lo so. Un po' come il mangiare, io credo che non dovrebbe esistere pranzo e cena, perché in base a ogni individuo, in base all'attività che fa ogni giorno, cioè quanto ha lavorato, quanto ha corso, quanto ha camminato, il corpo risponde con la fame, che è una delle cose più naturali del mondo, in maniera diversa. Adesso vado a dirglielo a quelli del colloquio. Well, credo mucho ben, che è andato mucho ben. Coincidenza della vita, il direttore l'avevo già conosciuto in una riunione nel posto dove lavoravo precedentemente, quindi sembrerebbe bene, dai, mi fanno sapere fra un po' di giorni e ci aggiorniamo. Adesso ho letto, l'abbazia dove vado a dormire non è del 1400, è del 1200 / quella sopra il 7,
1300 e posti di lusso che vado a dormire